Inaugurata la nuova struttura del centro di procreazione medicalmente assistita dell'azienda ospedaliera di Padova, hub di riferimento per tutta la regione. Rinnovati gli spazi con più di 500 metri quadri di sale operatorie, laboratori e posti letto per le degenze. Sicuramente il fatto di poter anche lavorare sulla prevenzione, sulla conoscenza, ci aiuterà a poter migliorare l'apporto e l'aiuto che siamo in grado di dare ai nostri pazienti e a migliorare anche i nostri tassi di successo. Un nuovo centro di riferimento per la cura e la tutela della salute riproduttiva. La struttura è divisa in due aree, una medica e una chirurgica, presente anche un laboratorio con nuove strumentazioni e una banca criogenica. Il costo dell'opera è stato di quasi 4 milioni di euro. Il polo di Via Giustiniani sarà proprio un polo dedicato alla salute della mamma e del bambino, e quindi pian pianino, ma neanche tanto pian pianino se posso dire, lo stiamo costruendo, lo stiamo realizzando, stiamo dando appunto alla città di Padova, alla regione del Veneto, ma anche all'Italia una risposta importante da questo punto di vista.